una comunicazione. Pur essendo fuori dal Parlamento, come Italia dei Valori abbiamo mandato al Presidente di Camera e Senato una raccomandazione ieri mattina. Ci sono 3.000, anche il PD ce l'ha, e anche al PDL, l'abbiamo dato a tutti i capigruppo, ci sono 3.000 precari della giustizia che a fine novembre vanno a casa. Una delle ragioni fondamentali, fra le tante che diranno i colleghi qui presenti, che sono i precari della giustizia? Spieghiamo chi sono i precari della giustizia. Una delle ragioni per cui la giustizia non funziona è perché manca il personale, non tanto il magistrato, ma l'insieme, cancellieri, segretari, uscieri, quelli che fanno le notifiche, ne mancano 10.500. Adesso ne andranno a casa altre 3.000 che sono stati presi da ex Eutelia oppure da giovani laureati che hanno fatto già per 3 anni, sono 3 anni già presenti che assicurano questo servizio. Se non che per evidentemente una svista, io voglio dire una svista, a fine novembre vanno tutti a casa perché non è stato previsto nella legge di stabilità e la riconferma di queste 3.000 persone, e quindi andiamo a meno 13.000. Dire che non funziona la giustizia è facile dirlo, ma se avessimo del personale che fa in modo che al processo ci si possa arrivare prima che arriva la prescrizione o prima che arriva la detenzione, come a Scaglie è successo per tanto tempo, forse è meglio per tutti.